La città è certamente infrastruttura, palazzi, ponti, strade, ma è soprattutto la casa della comunità. Esattamente come io vivo con la mia famiglia in una casa e se vivo bene fa bene alla mia famiglia e quindi la casa deve essere di qualità, ma deve essere di qualità perché è in funzione della famiglia, così in una comunità cittadina la città nella sua struttura deve essere in funzione della comunità e non viceversa. Allora si tratta di ripensare questo legame e si tratta di ripensare la città come luogo in cui i cittadini possono stare bene. Così la Fondazione Relazionesimo ha proposto un seminario di riflessione sul senso dell'abitare contemporaneo. Con l'Accademia Olimpica ha coinvolto 2 docenti universitari, Laura Fregoletti dello UAV di Venezia e Spartaco Paris della Sapienza di Roma, per introdurre i temi legati alla città intesa come urbanistica delle relazioni. Non si può più prescindere dalla sostenibilità dei piani nelle prossime scelte degli amministratori, pubblici e privati, che devono porre come obiettivo principale nel modo di abitare il territorio la lotta contro il degrado umano e la riqualificazione del contatto di vicinato. Per questo di primaria importanza sono le scelte infrastrutturali condizionate dalla politica e dalle normative edilizie vigenti analizzate dai 2 relatori. Per la Fondazione è fondamentale promuovere il coinvolgimento dell'intera società nella programmazione delle scelte future. Quello che è il messaggio chiaro che voglio lanciare come presidente di questa nuova fondazione è la partecipazione, il fatto che tutti possiamo cambiare, non dobbiamo avere paura di cambiare una postura, di cambiare, dobbiamo prenderci cura di noi per primi, delle nostre città, del nostro stare, del nostro abitare, quindi facciamolo davvero insieme, aiutiamoci insieme, investiamo insieme in questo nuovo dono che è il prenderci cura dell'uomo. Bisogna mettere insieme l'idea dello sviluppo della tecnologia insieme al servizio pubblico. Non è possibile delegare solamente ai privati la gestione del futuro della nostra città. L'esempio, nel turismo, le piattaforme del turismo che stanno digitalizzando tutto, che si stanno mangiando la città, che stanno occupando la città e gli studenti e i cittadini non hanno un luogo in cui abitare. Ecco, bisogna trasformare questo modo di vedere le cose. Secondo, la questione del cambiamento climatico. Noi dobbiamo sviluppare una città che sia adattabile, che si adatti ai grandi mutamenti che ci sono.